Prese in giro, minacce, forma di violenza fisica vera e propria, fino agli episodi più estremi di istigazione al suicidio. Aumentano gli atti di bullismo con l'età delle vittime che si abbassa sempre più, come sono sempre più giovani gli autori di questi gesti. Un problema che rende necessaria una seria riflessione, così il presidente ANCI Veneto Mario Conte raccoglie la proposta avanzata ai nostri microfoni dal vicepresidente dell'Associazione Docenti Giampaolo Sbarra. Credo che chiedere al governo di inserire formalmente la figura del psicologo in tutti i plessi scolastici possa essere una soluzione a supporto dei ragazzi che magari stanno vivendo una fase delicata della loro vita o stanno vivendo delle problematiche che magari si vergognano di comunicare magari a casa o agli amici. Come presidente ANCI, Conte si dice pronto a portare all'attenzione del governo la proposta. Io sono anche disposto a condividerla con i sindaci del Veneto e attraverso l'associazione ANCI portare un'istanza formale al governo. Per il sindaco di Treviso è importante usare strumenti nuovi nel dialogo con i ragazzi di fronte ad un fenomeno figlio dei tempi. E delle criticità sociali che stiamo vivendo, comprese le tecnologie che di certo non aiutano, tant'è che il cyberbullismo è davvero forse la parte più preoccupante, ovviamente unito anche ai gesti di violenza legati al bullismo.